Consegnato ad AICA il nuovo impianto di depurazione a servizio della fascia costiera di Agrigento e del comune di Favara. È un'infrastruttura strategica inserita nel più ampio programma di riorganizzazione del sistema fognario dei due territori. Alla consegna erano presenti il presidente del CDA e il direttore di AICA, Danila Nobile e Francesco Fiorino, e il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, il componente del CDA di AICA Franco Puma, il presidente e il direttore dell'ATI Giovanni Cirillo ed Enzo Greco Lucchina, gli ingegneri Nicola e Domenico D'Alessandro, Giuseppe Carlino della Delta Ingegneria, il RUP Rossana Grado e i rappresentanti dell'impresa esecutrice del lavoro Torricelli SRL. L'opera già completata e in funzione realizzata dal commissario straordinario unico per la depurazione Fabio Fatuzzo e del subcommissario Salvatore Cordaro ha comportato un investimento complessivo di oltre 17 milioni di euro. I lavori sono stati avviati il 19 maggio del 2022. La progettazione e la direzione dei lavori sono stati affidati a Delta Ingegneria SRL con responsabile l'ingegnere Nicola D'Alessandro, mentre il RUP è stato ricoperto dall'ingegnere Rosanna Grado. L'esecuzione delle opere è stata curata dall'Associazione Temporanea di Imprese composto dalla Torricelli SRL come mandataria e dalla Consocop, società cooperativa, e Cosedil SPA. Il nuovo impianto consortile realizzato in prossimità del Fiumenaro e in conformità alle previsioni del vigente piano regolatore di Agrigento consente la riconversione e l'integrazione delle infrastrutture esistenti in un unico sistema moderno ed efficiente di trattamento del reflui. L'opera serve le aree a sud della città di Agrigento, con particolare riferimento alle zone del villaggio Mosè, San Leone, Via Dune, Cannatello e Zingarello, i lidi dell'intera fascia costiera e il comune di Favara. La struttura ha una potenzialità pari a 60.000 abitanti equivalenti e si estende su una superficie di oltre 15.000 metri quadrati. In sinistra idrografica del Fiumenaro l'impianto è già operativo e tratta una portata media d'ingresso di circa 554 metri cubi all'ora. Il processo depurativo si articola in diverse fasi che comprendono pretrattamenti iniziali come la grigliatura, la dissabbiatura, la disoleatura e l'equalizzazione, trattamenti biologici avanzati per la rimozione di carbonio e azoto mediante processi di denitrificazione e nitrificazione con tecnologia MBR, nonché il trattamento dei fanghi attraverso il prespessimento, stabilizzazione aerobica e disadazione meccanica. Sono inoltre previsti sistemi di disinfezione di emergenza e impianti di deodorizzazione per il contenimento delle emissioni odorigene e letti di essiccamento di emergenza. Siamo qui alla consegna del depuratore della fascia costiera. Io voglio ringraziare l'onorevole e il subcommissario Salvatore Cordaro, ringrazio anche tutto lo staff dei progettisti, gli ingegneri D'Alessandro e Carlino, ringrazio anche tutti coloro che sono operati affinché quest'opera potesse essere realizzata in tempi brevi, in 4 anni. Ricordo che la consegna, dopo l'ho fatta io nel mese di maggio del 2022 e ora nel mese di marzo 2026, l'opera è terminata e è stata consegnata quindi all'ente gestore AICA. Raccoglierà i reflui di Favara, Villaggio Mosè, Zingarello, Cannatello, San Leone, quindi un'opera veramente faraonica nel rispetto dell'ambiente. Sicuramente quando si consegnano delle opere pubbliche ai cittadini è sempre un momento importante. Questa è un'opera che al di là dell'importanza economica che riveste ha un'importanza proprio di impatto ambientale e della natura, quindi servirà a due comunità grandissime che sono Favara e Agrigento ed è un'opera veramente fatta benissimo, con impatto ambientale zero e con una un'ultima tecnologia, e quindi che dà veramente un servizio ai cittadini ma dà anche un servizio alla natura.